Primo caso di coronavirus a Palma di Montechiaro, lo ha confermato il sindaco Stefano Castellino. In terapia intensiva all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta ieri hanno ricoverato un medico settantenne della città del Gattopardo. Abbiamo il primo contagio da coronavirus nella nostra città. Ho già allertato tutte le autorità competenti, il Comune, le forze dell'ordine, l'ASPA. Tutti stiamo predisponendo le misure necessarie per dare da un lato assistenza alla famiglia, dall'altro ricostruire i possibili contatti che il nostro concittadino contagiato abbia potuto avere in questi giorni, al fine di mettere in isolamento le persone che potrebbero essere a rischio di contagio. Fino a ieri questo sembrava appartenere ad altre comunità. Oggi anche Palma ha il suo primo contagio. Non dobbiamo però farci prendere dal panico. Siamo una grande comunità, lo abbiamo dimostrato financo ieri durante la sanificazione della città con gli agricoltori e i metodi agricoli che sono messi a disposizione. Lo abbiamo dimostrato in questi giorni, a parte qualche piccola situazione, tutti hanno rispettato l'ordinanza sia del sindaco che del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Vi prego, vinceremo questa battaglia, ma dobbiamo restare a casa. Voi che potete, dovete restare a casa. Solo se rispetteremo tutte le indicazioni, le ordinanze, i divieti che le autorità, compreso questo vostro umile servitore di questa comunità, diamo a tutti voi, più le rispetterete, prima vinceremo questa battaglia. E crescono i casi di coronavirus a Ribera. Un anziano è stato trovato positivo al coronavirus ed è stato trasferito d'urgenza alla rianimazione dell'ospedale di Enna. L'uomo in precedenza è rimasto ricoverato per diversi giorni all'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca e prima di essere dimesso è stato sottoposto al tampone faringeo e sarebbe risultato negativo. Così è stato dimesso ed è tornato a casa a Ribera. Dopo qualche giorno l'anziano si è sentito male e con il 118 è stato trasportato al pronto soccorso del nosocomio riberese, dove ad un ulteriore controllo è risultato positivo al coronavirus, dopo essere stato in contatto con medici, operatori sanitari e forse altri pazienti dell'ospedale durante 2 giorni di ricovero e di esami. Trovato un posto letto, è stato trasferito d'urgenza alla rianimazione dell'ospedale di Enna.